buongiorno e ben ritrovati in diretta col nostro Focus TG. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano del Grappa con tante nuove notizie, ma ci sposteremo nel territorio, nel Vicentino, Padovano, Trevigiano, Veneziano. Ma oggi apriamo con un ospite perché siamo in compagnia di Orio Mocellin, consigliere nazionale della città dell'olio. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie intanto per essere qui con noi. Le chiedo, com'è andata questa annata oliera? Facciamo un po' il punto della situazione. È stata un'annata pessima per vari motivi. Condizioni climatiche avverse in primavera, quindi freddo, poi all'improvviso dopo maggio un periodo molto caldo, proprio nel momento che le piante erano in fiore, per cui questo caldo non ha permesso di far maturare i fiori, si sono seccati. Poi erano rimaste poche olive e durante l'estate è arrivata anche quel parassita molto nocivo, la mosca, e i produttori, avendo così a primo colpo d'occhio poche olive, hanno pensato di non trattare. Poi magari a fine stagione si sono accorti che qualcosa ci sarebbe stato su se le avessero curate. Per cui è stata proprio un'annata negativa ed è la seconda volta in pochi anni che succede, per cui auspico che questa nuova annata in arrivo sia un anno buono. Ne ha parlato lei della mosca dell'olivo. Come si può intervenire in questo senso per proteggerli? La mosca dell'olivo è un parassita che è molto veloce nelle riproduzioni, per cui bisogna intervenire per tempo. Adesso, proprio in occasione della Fiera dell'Olivo, faremo un convegno su delle nuove trappole, perché oggi il problema è sempre quello di avere dei prodotti ammessi. C'è sempre più la tutela dell'ambiente e quindi per proteggersi da questo insetto bisogna trovare dei metodi alternativi all'insetticida, soprattutto nei paesi come il caso di Povo e del Grappa, nelle città dove abbiamo ormai l'olivo che è anche nei nostri giardini e quindi non si possono usare prodotti altamente, diciamo, tossici, e quindi prendere fin da giugno, fin dalle prime comparse, una tutela con delle trappole, con dei sistemi ammessi in biologia e quindi per i prodotti bio, diciamo. Per cui ci si può difendere anche se diventa difficile. Poi un miglior aiuto lo darebbe la condizione climatica. Oltre a una certa temperatura, 38 gradi, 37, diciamo, le uova che depone nella druppa, nell'oliva, non sono più feconde e sotto temperatura di 30 gradi non si sviluppa. Per cui è importante l'attenzione a questo diciamo, animaletto, e anche le condizioni climatiche non aiutano a sostenere la produzione. Lei ha parlato di un'annata negativa. Quali sono le conseguenze in tutto il comparto produttivo? Sì, per fortuna è stata un'annata negativa qui al nord, mentre l'anno precedente era stata un po' negativa dal punto di vista italiano al sud. Qual è il rischio? Il rischio è che arrivino degli oli dalle multinazionali, oli, diciamo, che vengono trattati, appiattiti, curati con la chimica, e quindi gli fanno sembrare buoni perché non sono amari, non hanno il piccante, che sono quelle caratteristiche che invece distinguono gli oli buoni, e quindi a volte li vendono anche a prezzi elevati perché uno pensa che spendendo di più ha qualcosa di più buono. È importante invece che le nostre donne sappiano distinguere un prodotto buono e da un prodotto, diciamo, di questi proprio piatti che non ti lascia niente in bocca. E quindi è proprio importante anche insegnare, lo faremo nel tempo con vari corsi di assaggio. L'associazione che rappresento fa molte attività proprio con le scuole. Adesso ha fatto anche una convenzione con gli istituti alberghieri, perché insegnare a chi sarà il futuro produttore l'impiego di un olio buono, insegnare ai bambini a scuola con Bimboi, con delle attività che diventano quasi in gioco, ma insegnargli il valore dell'olio buono, quello che assimilano di piccolo poi dura nel tempo, e quindi questo gusto dei nostri oli leggermente piccanti, che quando lo prendi da solo lascia un po' di amaro in gola, i bambini si abituano a distinguerli dagli altri oli. Un dolce amaro in gola, direi. E quindi il pericolo è proprio quello che la gente si disinnamori della coltivazione di questa pianta, perché non permette grossi guadagni, a differenza dei buoni vini che li trovi a prezzi impensabili. E l'olio deve mantenere un prezzo, diciamo, che sia alla portata di chi lo compra, ma anche di chi lo produce. Quindi questi anni di crisi dobbiamo proprio far sì che i produttori, i nostri piccoli produttori, tutelino l'ambiente, perché la cura della pianta è curare il paesaggio, curare l'ambiente.
E per tutelare l'olio bisogna anche saper leggere l'etichetta, mi immagino. È giusto? importante la tracciabilità, perché è uno dei mezzi per difendersi, quindi leggere l'etichetta, controllare, e anche è importante comprare l'olio in ambienti sicuri, dove uno conosce, dove uno sa. Spesso la gente va a comprarlo direttamente al frantoio quando esce. Questo non lo possono fare tutti, però almeno recarsi in cooperative, in enti, in negozi, in frantoi, siamo conosciuti, stimati, dà già un minimo di garanzia. Ecco. So che domenica comunque ci sarà una giornata importante, guardiamo un servizio e poi lo commentiamo insieme, ok? Grazie mille. Scatta venerdì la 39esima edizione della Fiera Mercato dell'Olivo a Pove del Grappa. Si parte in serata con un convegno sulle innovative trappole contro la mosca dell'olivo che si terrà nella palestra dell'Istituto Parolini. Domenica spazio dalle 10:30 all'apertura della fiera in Piazza degli Scalpellini con il lancio delle colombe e la premiazione dei migliori stand di bonsai, olivi, prodotti del territorio e piante vivaistiche. La manifestazione proseguirà il 22 con un convegno sulla filiera olivicola in Pedemontana e le premiazioni dei concorsi dell'olio del territorio. Per tutta la domenica sarà attivo anche lo stand gastronomico con la tradizionale bruschetta di Pove. Ecco, quindi domenica giornata speciale. Sì, è una giornata che abbiamo dedicato fin da 39 anni fa, anche un po' di più perché l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo rinunciato. Siamo alla 39esima edizione ed è una fiera che abbiamo voluto mantenere a tema olivicolo, per cui sono messi degli stand con prodotti di settore olivicolo. Può andare bene anche, non so, il lavoro del legno, d'olivo, quindi certi piccoli artisti ho visti. Poi abbiamo aperto un po' anche ai prodotti del territorio, prodotti alimentari, quindi ci sarà qualche stand anche per permettere l'acquisto degli asparagi e di altre cose. Però abbiamo voluto incentivarla come fiera di primavera con pianta dominante, pianta regina, l'olivo e poi fiori per la stagione. Ecco, non è la fiera dove trovi 200 bancarelle, ma ne trovi poche. Poi come attività collaterali abbiamo sempre delle mostre, abbiamo una mostra di pittura degli artisti della Val Brenta, una mostra di fotografia di Adriano Boscato, che è un fotografo abbastanza conosciuto. Abbiamo l'apertura del nostro museo dello scalpellino, perché poi è una ricca tradizione di scalpellini. Prima di dedicarsi all'olio si dedicavano a cavare marmo e soprattutto imparavano fin da piccoli nelle botteghe a diventare artisti dello scalpello. E poi ci saranno anche, abbiamo aperto agli hobbisti un mercatino così per esporre le loro passioni. Quindi c'era un mix di attività che completano. Alle 10:30 le premiazioni dei migliori stand, il lancio delle colombe, mai come in questo momento c'è bisogno di pace, e quindi è una fiera semplice ma però caratteristica proprio per quello, e gli espositori vengono anche volentieri perché non è quella lunga fiera dove uno cammina certo. e non compra niente, anche perché ha i mezzi lontani. Certo, io la ringrazio, la libero, è stato gentilissimo essere venuto qui, allora ci vediamo domenica, Pove. Volentieri, grazie. Grazie di essere stato qui con noi, Aureo Mocellin, consigliere nazionale della città dell'olio. E noi, sì, grazie. E noi adesso invece continuiamo, anzi iniziamo con la cronaca come di nostro consueto e andiamo a Susegana, violentata una donna cinese soccorsa dai passanti all'esterno di un centro di massaggi. Indagano i carabinieri, vediamo. Rimangono tutti da chiarire i contorni dell'aggressione subita ieri sera poco dopo le 20 da una donna di nazionalità cinese a Susegana. I testimoni l'hanno vista con il volto tumefatto, scalza, rincorrere per strada un uomo che si è poi defilato. L'episodio all'esterno di un centro massaggi a Ponte della Priula, vittima la 51enne che ai primi passanti che le hanno prestato soccorso, pur non parlando italiano, ha fatto capire di essere stata aggredita proprio dal cliente appena fuggito. Cliente che potrebbe aver preteso ben di più di un massaggio, salvo poi picchiare la malcapitata. Pugni, schiaffi, tanto da procurarle vistosi lividi agli occhi e agli zigomi. Di lì a qualche minuto sul posto sono intervenuti l'ambulanza del SUEM 118 che ha trasportato la donna sotto shock al pronto soccorso e i carabinieri della compagnia di Conegliano, titolari delle indagini immediatamente scattate per risalire al presunto responsabile del pestaggio. E ora ci spostiamo a Padova, ci colleghiamo a Padova perché sapete che un Focus TG siamo sempre nel territorio con gli aggiornamenti dell'ultimo minuto e ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin che ci racconta gli ultimi aggiornamenti da Padova. Vediamo che cosa ci dice. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno Sharon, sono qui davanti al nuovo Pala Congressi di Padova che è stato inaugurato pochi minuti fa dalle massime autorità, presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Il taglio del nastro è avvenuto proprio qui nello storico portale di Strazzabosco, l'unico elemento del vecchio Palazzo delle Nazioni che è stato recuperato perché di grande pregio architettonico e artistico. Poi il complesso del nuovo Pala Congress, come vi stiamo per mostrare, è stato completamente ristrutturato grazie al progetto dell'archistar giapponese Kengo Kuma, che ha rivalorizzato questo edificio ricostruito da cima a fondo, un edificio che è il più grande centro congressi di tutto il Veneto e anche del Triveneto. Pensate, 12.000 metri quadri, 2 grandi sale congressuali, la sala Mantegna che ospita quasi 1.000 posti e la sala Giotto dove è in corso il primo convegno inaugurale con più di 1.500 posti, tanti gli eventi già in programma per far ripartire il turismo congressuale qui a Padova. Pensate, solo per il 2022 sono in programma 30 eventi che porteranno più di 200.000 persone in città. Dunque un segnale di ripartenza proprio grazie ai congressi, il primo già previsto domani e poi nei giorni a seguire. Dicevamo tantissime le autorità che oggi erano qui presenti e anche il vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, che ha benedetto la struttura. Insomma, parte una nuova stagione, la stagione delle fiere e dei congressi, e questo nuovo centro congressi, il Pala Congress, ne è il simbolo. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Noi intanto continuiamo con la cronaca perché scomparsa da una settimana la 67enne Antonella Bortolato è stata ritrovata senza vita a Silea. La stavano cercando da giorni i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Mercoledì scorso Antonella Bortolato, 67 anni, di casa senza fare più ritorno. A lanciare l'allarme era stato il marito. Oggi la tragica scoperta: il corpo è stato trovato vicino ad una ditta in una strada chiusa. Era distesa, le scarpe riposte vicino a lei, una bottiglia di acqua accanto, sul volto ancora la mascherina anti-Covid. A trovare Antonella un dipendente del comune. Il nostro tecnico comunale con il nostro assessore Francesco Biasin si trovavano in via della Serenissima per un sopralluogo e hanno riscontrato questa presenza e purtroppo dopo dalle verifiche abbiamo capito che era la signora scomparsa. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe deceduta almeno 8-9 ore prima. Resta da capire dove Antonella sia stata il resto della settimana. Nel luogo di ritrovamento probabilmente è arrivata solo nella giornata di ieri. La procura di Treviso ha deciso di far svolgere un esame esterno della salma per fugare ogni dubbio. Potrebbe essere stato un malore a stroncare la 67enne. Le ricerche erano partite il 30 marzo, si erano concentrate inizialmente sulla zona della Restera e del fiume Sile, del fiume Melma nei terreni agricoli, nella zona della Chiarie Forti. Era stato utilizzato anche un elicottero che ha sorvolato la zona dall'alto, oltre ai cani molecolari con cui si sono battute le zone della campagna. Al 112 ne arrivate anche alcune segnalazioni della presenza della donna, segnalazioni che non avevano dato nessun esito. Antonella, con il marito, si era trasferita a Silea da appena 2 settimane. Prima i due abitavano nel comune di Treviso. Il cordoglio del sindaco Rossella Cendron. Voglio esprimere come sindaco, da parte di tutta l'amministrazione comunale, ma da tutto il comune, il personale dipendente che in questi giorni con la polizia locale, con l'aiuto della protezione civile è stato impegnato nelle ricerche. Quindi veramente esprimo un ringraziamento prima di tutti per chi si è prodigato per le ricerche, alle forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, i carabinieri, ma appunto voglio esprimere il nostro cordoglio al marito della signora. Per una settimana Antonella sembrava essere scomparsa nel nulla, fino ad oggi, quando è stata trovata rannicchiata su un marciapiede. E ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tanta cronaca, tanta attualità e ancora ospiti in studio. A tra poco.
Bentornati in diretta col nostro Focus TG, come sempre ve lo ricordiamo il nostro viaggio tra le news del territorio veneto e ancora cronaca perché 2 incidenti sul lavoro questa mattina nel veneziano, uno a Chioggia, l'altro a Jesolo, nessuno dei 2 operai è in gravi condizioni. Mattinata di incidenti sul lavoro nel veneziano. Il primo a Chioggia verso le 8:30 dove un operaio, 35enne del posto, stava tagliando una pianta sul lungomare Adriatico a Sottomarina, all'interno di un cantiere, e sarebbe stato colpito proprio dall'arbusto su cui lavorava. Ferito, il ragazzo è stato portato all'ospedale di Chioggia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il secondo incidente è avvenuto poco più tardi a Jesolo durante una manutenzione alle vasche del parco acquatico Sea Life. Nel salire su una scaletta, l'operaio 42enne ha sfondato un parapetto cadendo sopra ad alcune tubazioni e ferendosi non gravemente. Anche lui è stato soccorso dal SUEM e portato all'ospedale di Jesolo per accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco anche in questo caso. In entrambe le situazioni, trattandosi di infortunio sul lavoro, sono stati eseguiti anche i rilievi dallo Spisal. E ora ci spostiamo nel Padovano. È morta per un'intossicazione da fumi respirati durante l'incendio di vestiti e scatole di plastica che lei stessa aveva acceso per vendicarsi del compagno dopo un litigio. Questo l'esito dell'autopsia sul corpo della 35enne di Ponte San Nicolò, trovata cadavere all'interno della sua abitazione lo scorso 1 aprile. Secondo il referto, la donna sarebbe morta per insufficienza cardiorespiratoria in seguito all'inalazione del fumo. Ora si attende anche l'esame tossicologico che verrà effettuato per capire se la donna avesse assunto alcol o sostanze prima di applicare il falò. Il 35enne, infatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva litigato con il compagno che l'aveva sorpresa a bere alcolici la mattina. E dopo la violenza che vi abbiamo raccontato tra stranieri in stazione a Padova, il prefetto ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell'ordine. Vediamo. Più controlli nell'area della stazione per evitare che si ripetano episodi di violenza come quello accaduto domenica davanti al McDonald's, quando un giovane del Kosovo è stato accerchiato e sfregiato da una banda di nordafricani. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolto ieri in prefettura a Padova, ha fatto il punto della situazione. Il prefetto Raffaele Grassi ha disposto l'intensificazione delle attività di controllo dell'area. Nel frattempo proseguono le indagini dei poliziotti della squadra mobile per identificare i responsabili della violenta aggressione. Si tratta di un episodio che nulla ha a che vedere con il fenomeno delle risse organizzate tra i giovani attraverso i social. Ci spostiamo ora invece nel Trevigiano. Stoccavano illegalmente i rifiuti di vario genere in 2 capannoni industriali di Pieve e di Soligo. I carabinieri, grazie anche a diverse segnalazioni di movimenti sospetti giunte negli ultimi tempi, hanno identificato 2 italiani e un cittadino di origine nigeriane. Secondo i primi accertamenti, i 3, a vario titolo, servendosi di un autocarro, stavano stoccando un notevole quantitativo di rifiuti, scarti edili, elettrodomestici, batterie esauste all'interno degli immobili. Le loro posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'accusa è di attività di gestione rifiuti non autorizzata. E ora continuiamo con la cronaca. Pensavano di farla franca, un 40enne che ha continuato a spacciare droga mentre scontava gli arresti domiciliari. Vediamo. Stava scontando i domiciliari nella sua abitazione di 2 ville, ma continuava a spacciare droga assieme a 2 connazionali. È finito in carcere Ermal Lama, albanese di 43 anni, trovato in possesso di mezzo etto di cocaina già suddivisa in dosi, pronte per essere cedute a terzi. I militari avevano infatti notato da tempo uno strano via vai di giovani dell'Alto Vicentino nei paraggi della casa di Lama. Partiti i controlli, è scattata la perquisizione nell'appartamento con il cane antidroga, trovando lo stupefacente, e per il 43enne si sono spalancate le porte del San Pio X. Ci spostiamo a Montorso Vicentino. Un furgone appena rubato è stato intercettato dai carabinieri. Montorso Vicentino, un italiano di 36 anni originario di Sandrigo, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e guida in stato di ebbrezza. Nel primo pomeriggio di ieri l'uomo avrebbe sottratto a un residente della zona un furgone dileguandosi senza lasciare traccia. Verso le 18 invece è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri alla guida dello stesso mezzo ad Arzignano in via Vicenza.
Ad attirare l'attenzione dei militari, l'andatura e le modalità di guida sospette del veicolo. A seguito delle verifiche, l'autista, oltre ad essere alla guida di un mezzo rubato, presentava un tasso alcolemico di 2,5. L'uomo ora dovrà rispondere dei reati all'autorità giudiziaria. Rimaniamo nel Vicentino, la polizia locale recupera un furgone abbandonato, il titolare di un'attività cessata non ne aveva più pagato la rata di finanziamento. Il titolare di una società la cui attività risultava ufficialmente cessata è stato indagato e denunciato per appropriazione indebita di un furgone dalla polizia locale di Vicenza. Qualche settimana fa, a seguito di una segnalazione, gli agenti avevano rinvenuto il mezzo abbandonato da tempo e privo di assicurazione in via Maurisio. A seguito di ulteriori verifiche, il furgone risultava intestato ad una concessionaria che aveva sporto denuncia contro una ditta della provincia di Venezia che non aveva più corrisposto le rate del finanziamento né restituito il veicolo. Il titolare, un vicentino di 55 anni che è stato denunciato, mentre il veicolo è stato restituito alla concessionaria. Cambiamo pagina e torniamo a parlare dell'emergenza in Ucraina. Ve l'abbiamo fatto vedere ieri in diretta il numero 1 della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio. Ieri era annuale per un sopralluogo all'hub di prima accoglienza. Abbiamo incontrato una coppia di giovani con un bimbo piccolo, lui oncologico, una coppia di fratello e sorella, lei incinta, lui minorenne, scappati, hanno lasciato la madre e il padre che ha avuto un ictus qualche ora prima della loro fuga, e poi ancora un'altra coppia con lei che partorirà a ore. Diciamo che, e poi una coppia di fratelli che non hanno più nessuno in Ucraina e uno dei due fratelli è in carrozzina. Hanno tutti degli sguardi spettrali. Si concentra sul risvolto umano della tragedia ucraina Luca Zaia, a margine del sopralluogo che ha portato all'hub di prima accoglienza di Noale anche il numero 1 della Protezione Civile Italiana Fabrizio Curcio. Il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle prefetture da 40 giorni a questa parte è di 11.459 profughi, poco meno le tessere sanitarie temporanee rilasciate. Di questi soltanto 218 sono ospitati negli hub individuati dalla regione, oltre a Noale, Asiago, Isola della Scala, Monselice e Valdobbiadene, ma è una cifra più di tutte che rivela il dramma di un popolo. I bambini minori non accompagnati in Veneto sono 234, sono fra virgolette orfani, cioè non hanno genitori, non hanno nessuno. Purtroppo arrivano con dei numeri di telefono segnati sulla mano, sulle braccia, ed è l'immagine plastica di questa tragedia. Zaia che poi è tornato anche sulla questione degli ucraini da inserire nel mondo del lavoro. Non può passare l'idea della disinformazione dove addirittura si coccola la fake news di dire che gli ucraini sostituiranno i lavoratori che non si sono vaccinati. Non è vero, cioè nel senso che gli ucraini andranno purtroppo a fare attività che nessuno vuol fare, perché questa è la verità. Di modello Veneto nella gestione di questa nuova emergenza ha parlato lo stesso Curcio. Certo, al momento l'accoglienza resta per lo più diffusa, difficile capire per quanto. Ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema, tra virgolette, anche di, chiamiamola emersione, no? Di questi 85.000 persone noi appunto ne assistiamo direttamente una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte. E ora qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tante notizie da raccontarvi. Bentornati in diretta col nostro Focus TG, come sempre tanta cronaca e anche tanta attualità da tutto il territorio. Prima vi abbiamo lasciato con una crisi dell'emergenza in Ucraina e vi abbiamo raccontato appunto le parole del presidente Luca Zaia. E adesso invece vi raccontiamo un racconto commovente di due fratelli ucraini arrivati in Italia. Una settimana fa sono arrivati a Mestre, a Stazione Centrale, perché partiti un po' di prima da Ucraina, perché abitiamo proprio a zona dove
vicino Kiev, diciamo. Chi parla è Alessandro Lisak, 56 anni, con il fratello Misha, 29 anni, disabile al 100%, racconta la fuga dall'inferno di Kiev grazie ad un amico di Mestre che con un furgone li ha raggiunti al confine tra la Polonia e l'Ucraina per portarli a Mestre dopo aver percorso più di 3.000 chilometri. Io ho lavorato qua in Italia a Mestre tanti anni per mio fratello è disabile, già 29 anni in questa situazione e si preoccupavano mamma. Adesso mamma quando è morta io ho dovuto lasciare l'Italia per tornare a casa per preoccupare il mio fratello. Lo sguardo carico di commozione, la voce strozzata da lacrime trattenute a stento, ma solo per un po'. Quando è successa questa guerra, questo disastro che ha creato se io posso muovere, posso scappare da qualche parte quando bombardavano, quando questi aerei sparavano sulla testa, lui non si può muovere. Qui in Veneto è a casa, dice, chiedendo un lavoro che gli permetta però di accudire il fratello. Certo io volevo tornare, però io non posso abbandonare il fratello se troviamo qualche possibilità per sistemare lui. Io vado a lavorare per piacere perché io quanti anni? 14 anni ho lavorato in Italia. Alessandro e Misha fanno parte dei 45 rifugiati ucraini al momento ospitati all'ospedale di comunità di Noale, ora anche hub, tra gli avamposti della solidarietà nel nostro territorio. Voi sapete che le persone che arrivano qui sono in transito, quindi nel momento in cui arrivano vengono registrate dai volontari della GESI o della protezione civile, dopodiché vengono, a mo' di albergo allocate all'interno delle stanze che sono disponibili e libere. 280 ad oggi le persone transitate nel centro di accoglienza di Noale per un totale di 120 posti letto. Si fermano di media fino a un massimo di 5-6 giorni, quindi se decidono di restare vengono trasferiti in alloggi definitivi. A proposito di questa che ormai è diventata un'emergenza umanitaria, hanno superato quota 1000 gli ucraini rifugiati in provincia di Belluno e pensate aumenta il numero di minori non accompagnati, ad oggi sono 32. Oggi ho trovato gli amministratori locali interessati perché tutti abbiamo compreso che l'erogazione poi dei contributi avverrà soltanto dopo la sottoscrizione di accordi. In questo caso si gioca su una triangolazione prefettura comune e enti del terzo settore. Sottoscrivere gli accordi per il SAI, acronimo di Sistema di Accoglienza e Integrazione, è il passaggio fondamentale per poter accedere ai fondi stanziati dal governo. In provincia di Belluno su 62 comuni solo il capoluogo ha presentato un progetto, tutti gli altri sono rimasti alla finestra in attesa degli eventi. Il prefetto Savastano oggi ha invitato i sindaci ad essere più attenti perché potenziare la rete in questo momento è questione dirimente nel sistema di gestione dell'emergenza ucraina. Il sistema Belluno il territorio provinciale si è dimostrato un territorio molto ospitale, diamo accoglienza in questo momento a 1030 persone, un numero elevato e trovano la maggioranza delle quali trova accoglienza nelle famiglie bellunesi, famiglie di amici o di parenti. Per l'accoglienza familiare si è aperta una rete di finanziamento in diretta. Il governo ha istituito una quota di assistenza di 300 euro per adulto e 150 euro a bambino che verrà erogata in contanti direttamente ai rifugiati affinché questi possano contribuire per l'ospitalità familiare, ma c'è necessità di potenziare la rete ordinaria, aiuti economici e accoglienza diffusa. Attualmente i posti nei CAS, centri di accoglienza straordinaria, sono 90 e sono occupati dai migranti delle rotte nordafricane. Dopo un periodo in cui minore è stato l'interesse nel sistema di accoglienza, ieri il prefetto ha emanato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse rivolto proprio agli enti del terzo settore. Una richiesta accorata, e ne approfitto, la faccio tramite voi, a tutto il mondo del terzo settore affinché offrano i loro servizi che potranno anch'essi essere messi in atto attraverso la sottoscrizione di accordi diretti con l'ente o con l'ente ed il comune. E dall'ospedale di Padova sono 2 i medici in partenza per l'Ucraina nelle prossime ore. Si tratta di un pediatra che parla polacco e un anestesista con papà ucraino e mamma russa. Torna in terra che lei conosce, le farà un certo effetto?
Quando ho visto le prime bombe cadute vicino a casa di mia nonna a Žetomir o il centro dove giocavo a Kiev, mi ha fatto un certo che io fino a quel momento l'ho vissuto come una guerra di persone di qualche altra parte che non c'entrava niente. Carmi Schaffer ha il papà ucraino e la mamma russa e infatti parla entrambe le lingue. A Padova è specializzato in anestesia. Antonio Marzollo invece parla il polacco, è pediatra e lavora nel reparto di oncoematologia Fiore Rocchiello dell'ospedale. Sono i primi medici veneti a partire nell'ambito del programma CROSS, Centrale Remoto Operazioni Soccorso Sanitario della Protezione Civile Nazionale. Andremo a valutare i pazienti che potrebbero aver bisogno di trasferimento per cure specialistiche presso il nostro ospedale e siamo un team di 2 medici che hanno specialità complementari rispetto alle necessità cliniche dei pazienti e ci permetterà di aiutare questi bambini ad avere le cure di cui necessitano presso un ospedale di terzo livello come il nostro. Andranno a dare il cambio i colleghi partiti dalla Toscana, si augurano di essere i primi veneti o forse, confessa il dottor Schaffer, gli ultimi. Se così fosse, a vincere sarebbe la pace e il conflitto potrebbe essere finito. E ora apriamo insieme la pagina del Covid e leggiamo i dati, report di Azienda Zero di quest'oggi. Dunque sono 7.605 i nuovi positivi, quindi i positivi nelle ultime 24 ore e invece per un totale di casi positivi attualmente nel Veneto di 82.092 positivi. Invece ci spostiamo adesso nella parte più critica del nostro resoconto e vediamo che cosa? Vediamo il numero 9 che comprende i casi di ricoveri in area non critica, quindi rispetto a ieri sono più 9 le persone ricoverate e invece questo numero, che è sempre un piacere leggerlo, lo 0, persone ricoverate in area critica, e invece un numero sempre difficile da dover leggere è questo 4 che equivale ai decessi nelle ultime 24 ore, quindi il Covid non si ferma. E a proposito di Covid, la variante Omicron 2 e le scuole a 2 mesi dalla fine delle lezioni, i contagi sono in aumento e si diffondono soprattutto nei giovani e cresce il numero di casi positivi in classe. Il numero quotidiano dei nuovi contagi da Covid rimane elevato in Veneto, quasi 7.000 quelli di oggi, e anche nelle aule scolastiche i positivi sono in aumento, colpa innanzitutto della nuova variante, l'Omicron 2, che si diffonde velocemente, ma una parte potrebbe farla anche il superamento della DA, dell'allentamento delle restrizioni. Confesso che un po' di preoccupazione c'è nel mondo della scuola, da parte dei dirigenti scolastici mi è stato anche manifestato in qualche misura, diciamo che forse il mondo della scuola avrebbe gradito il mantenimento di misure un attimino più rigorose fino, tutto sommato, al termine delle lezioni, che è l'8 giugno. Però ovviamente ci atteniamo alle indicazioni, diciamo che abbiamo un po' buttato il cuore oltre l'ostacolo come paese e per cui comunque le indicazioni che sono vigenti devono essere molto rigorosamente osservate. A scuola come altrove occorre dunque continuare a rispettare con scrupolo la disinfezione delle mani, il distanziamento e l'uso della mascherina. I numeri nella Marca trevigiana confermano che la guardia deve rimanere alta. 625 le classi con casi di positività, 15 quelle in cui vige l'obbligo di FFP2 perché i contagi sono pari a 4 o in numero anche maggiore. L'ULS 2 sta seguendo con attenzione l'evolversi della nuova variante. Sarebbe da stupidi non essere preoccupati, però siamo attrezzati ovviamente per tener botta, ma soprattutto è dimostrato che la nuova variante, pur essendo molto diffusiva, di fatto non porta le persone in ospedale. Per ora la quarta dose di vaccino è prevista solamente per i soggetti fragili, ma a livello nazionale già si discute di riprendere la campagna a settembre. Ci arriverà ovviamente una quarta dose a settembre con le varianti, noi siamo a disposizione, ma non siamo noi a deciderlo, chiaramente è il Ministero che ci dirà se deve fare o non fare questo. E a proposito di Covid, torniamo nel Bassanese perché il comune di Rosà attua un progetto per aiutare i suoi cittadini ad affrontare la sindrome post-Covid. Sindrome da long Covid. Si parla sempre degli effetti del coronavirus sulla salute, ma non si considerano abbastanza quelli relativi alla fase successiva a quella acuta, i postumi da Covid per capirci. Ed è rivolto a tutte quelle persone che ne soffrono il progetto attuato dal comune di Rosà.
In collaborazione con Fisiolab, che comunque è una realtà professionale del nostro territorio di cui siamo orgogliosi, è stato ideato questo progetto che mira a dare degli strumenti, ad insegnare alle persone a fare degli esercizi che appunto le aiutano a ritornare ad occuparsi delle proprie attività quotidiane in maniera il più possibile normale. 8 sedute a ciclo con gruppi da 3 a 6 persone più 3 sedute individuali. Il Comune di Rosà metterà a disposizione la palestrina del centro diurno, ha acquistato le strumentazioni necessarie alle sedute, oltre a contribuire per il 90% delle spese, permettendo quindi a ogni paziente di iscriversi con una cifra molto contenuta, facendo sì che le persone possano accedere con facilità a queste cure pagando una quota pari a 50 euro sostanzialmente. E si chiede anche l'appoggio dei medici di medicina generale. Chiederemo ai medici e alle farmacie di suggerire questa tipologia di cure, questo progetto, questo percorso alle persone che conoscono e che sanno soffrire ancora di questa patologia legata al long Covid. E adesso qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tante notizie e un ospite che presto ci raggiungerà in studio. A tra poco. 12:45, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Continuiamo la pagina della sanità, rimaniamo nel territorio bassanese perché non smettono di arrivarci segnalazioni su senologia. Vi ricordiamo l'unità dipartimentale che il DG Bramezza ha chiuso al San Bassiano. I disagi delle pazienti e delle famiglie sono ancora tanti. Continuano ad accumularsi segnalazioni di disagi e problematiche sulla scelta del direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza di sopprimere l'unità dipartimentale di senologia al San Bassiano. Storie di disagi che riguardano centinaia di famiglie come quella del signor Roberto, malato oncologico, costretto a lunghi spostamenti fino a Sant'Orso per accompagnare la moglie. Oggi siamo andati proprio stamattina a una visita senologica. Là, ora domando e dico, ci ho impiegato più di un'ora a arrivare là a causa del traffico, ma dico, per una visita senologica non è che sia... C'è bisogno semplicemente di un medico che ti visiti, che faccia i suoi accertamenti, che faccia quel che deve fare, non è che sia una cosa di particolare impegno sia tecnico che scientifico, per cui servono apparecchiature speciali ubicate solo in un posto e non in un altro. Di fatto lo hanno spostato a Sant'Orso. Ora è più facile spostare tutti gli infermi che hanno bisogno, i pazienti, a Sant'Orso, dal Bassanese a vicino a Schio, o è più semplice spostare i medici da Sant'Orso a Bassano? Dubbi, domande che continuano a essere senza risposta, anche se a farsene sono sempre più cittadini. La certezza resta invece l'apprezzamento di tanti utenti nei confronti del personale medico e infermieristico. Li ho sempre trovati tutti di grande cordialità, di grande disponibilità, affabilità, disponibilità su tutti i campi. Insomma, su questo io non ho alcun dubbio. I dubbi grossi che mi vengono sono sulle decisioni che vengono prese nell'amministrazione. Si vuole spingere la gente ad andare in questi poliambulatori piuttosto che andare all'ospedale. Ora evidentemente perché si vuole smontare un servizio sanitario nazionale che è stato conquistato da moltissimi anni e che è un fiore all'occhiello, non dico del Veneto, ma della nazione. Il valore riservato alle persone, no? Al tempo che perdono, alle difficoltà di movimento, eccetera, eccetera, viene messo in subordine al bilancio meramente economico. E sentendo questa segnalazione va ricordato che l'ULSS 7 aveva assicurato che riguardo senologia l'apparato delle visite sarebbe rimasto a Bassano e a Sant'Orso sarebbero state eseguite solo le operazioni. Come avevamo previsto, pare che le cose non siano, che stiano andando diversamente e ora ci chiediamo perché sia successo tutto questo. Ma noi continuiamo a parlare di sanità e ci spostiamo nel Trevigiano. Da quasi 4 anni, pensate, un pensionato di Quinto di Treviso attende di essere contattato per sottoporsi a un intervento per un'ernia inguinale.
Un'odissea lunga quasi 4 anni, quella di Giovanni Tegon, 74enne di Quinto di Treviso. Le sue vicissitudini tra visite, appuntamenti e telefonate che non arrivano iniziano nell'agosto 2018, quando si sottopone ad un primo controllo nel quale gli viene diagnosticata una ernia inguinale. Mi hanno detto è da operare, come ha visto sulla carta, è da operare, e la metteremo in lista, la chiameremo noi. I mesi passano e un anno dopo, nell'ottobre del 2019, si reca nel reparto di terza chirurgia del Caffoncello per chiedere informazioni e qui gli fissano qualche giorno più tardi una nuova visita che conferma la necessità dell'intervento chirurgico. Mi hanno mandato a fare gli esami preoperatori. L'infermiera mi ha detto, alla quale io ho chiesto, mi ha detto a fine dicembre 19 oppure a gennaio 2020. E invece non è arrivato niente, insomma. Sono ancora qua che aspetto. E sono passati 3 anni e 7 mesi. Nel frattempo il pensionato presenta 2 reclami, ricevendo risposta al primo, in cui si ipotizza la possibilità di eseguire l'intervento all'ospedale di Montebelluno Castelfranco. Ma a questo non fanno seguito altre comunicazioni e il signor Tegone è ancora in attesa dell'intervento, mentre la sua ernia è peggiorata. Ingrossata, in sostanza, diciamo, parlando, metà intestino è fuori, non so cosa dire. Come dicevo adesso, stamattina per esempio c'è tutto un dolore qua al basso ventre, mi devo a sedermi, non so cosa fare, non posso neanche muovermi. È da operare questa cosa, che sta peggiorando, sta ingrossandosi, come ho detto. Tempi d'attesa strettamente legati alla pandemia, spiega l'ULSS 2, che chiarisce come le patologie benigne siano state bloccate proprio a causa del Covid. L'azienda sanitaria però sta lavorando per smaltire le lunghe liste, anche utilizzando una sala operatoria aggiuntiva. Presto dunque per il signor Tegon potrebbe arrivare la telefonata attesa da quasi 4 anni. Ve l'avevamo promesso un ospite in studio e siamo in compagnia di Moira Mascotto, direttore del Museo Gipsoteca Antonio Canova a Possagno. Buongiorno. Buongiorno. Direttore, ci racconti di questa nuova mostra a Possagno, di che cosa parla? Abbiamo una mostra volta al contemporaneo, intitolata proprio Canova e la scultura contemporanea. È una mostra che si inserisce in quello che è il programma per gli anniversari rivolti allo scultore. Sapete che quest'anno ricorrono i 200 anni della morte del grande artista, quindi per celebrare al meglio questo appuntamento abbiamo davvero una serie di attività, di eventi molto importanti. La mostra di cui stiamo parlando appunto si inserisce in questo palinsesto. Perché una mostra sul contemporaneo? Beh, è un po' un motivo viene dall'aspetto filologico, perché volevamo perpetuare quella che era la volontà di Antonio Canova. Lui è sempre stato un grande mecenate, un sostenitore delle arti, anche dell'arte giovane, e quindi siamo andati in continuità con la volontà appunto dell'artista. E all'interno della galleria per la prima volta ospitiamo ben 11 artisti con quasi 20 opere. Che cosa è interessante vedere? Il dialogo che si crea tra le opere di Canova e le opere di questi artisti contemporanei, artisti che sono vissuti tra il Novecento e i giorni nostri. Alcuni sono ancora in attività e ci vengono anche a trovare, hanno il piacere di confrontarsi con noi e con il nostro pubblico. Non li posso citare tutti per una questione di economia di tempi, ma vorrei per esempio parlarvi di Giuseppe Bergomi, questo artista che è vissuto che vive a Brescia e che lavora guardando al passato, però guardando anche al suo tempo, appunto al giorno d'oggi. Quindi si rifà al maestro proprio a Canova e a lui ha dedicato un'opera che si chiama Ilaria come la Venere vincitrice, come ha fatto proprio Canova con la sorella di Bonaparte, la Paolina Borghese, come la Venere vincitrice, e quindi ha lasciato anche una dedica al Canova, portando quelli che sono i suoi omaggi. Direttore, abbiamo visto anche delle sculture tatuate. Esatto, tra gli artisti che ospitiamo all'interno dell'ala ottocentesca e dell'ingresso c'è Fabio Viale, questo artista piemontese
che lavora a Torino e che lavora appunto guardando anche lui al passato, alla classicità, e quindi ha lavorato su grandi opere come la Venere di Milo, il Torso del Belvedere, e poi ha guardato anche a Canova, per esempio alla Venere Italica. Che cosa ha fatto? È presente all'interno del nostro museo con 2 sculture. Da una parte ha riprodotto una testa che sembra in polistirolo, ma andando a guardare, ad osservare con maggior attenzione l'opera, vediamo che invece è in marmo. E invece sulla Venere Italica ha riprodotto la Venere realizzata da Canova e l'ha tatuata. Questo perché Viale vuole che l'osservatore ponga attenzione e si faccia delle domande. Direttore, avete organizzato qualche laboratorio per bambini, magari per avvicinare i più giovani all'arte del Canova? Certo, il nostro museo offre una varietà importante di laboratori. Alcuni sono volti al mondo della pittura, perché sappiamo che Canova, oltre a essere stato un grande scultore, il più grande del periodo neoclassico, è stato anche un pittore e un architetto. Quindi offriamo dei laboratori volti alla tempera, però abbiamo anche dei laboratori volti alla scultura e quindi dei laboratori di argilla. Abbiamo anche i laboratori di teatro, sia in lingua italiana che inglese che francese. Quindi riproponiamo attraverso dei copioni delle esperienze che Canova ha vissuto. Per esempio, quando è stato a Parigi e ha avuto i colloqui con Napoleone, oppure quando nel 1815 è stato in Inghilterra e ha incontrato il re Giorgio IV. Non posso non chiederle la sua opera di Canova preferita. L'opera preferita è il Dedalo e Icaro, sicuramente, perché è un'opera interessante dal punto di vista sia biografico che stilistico. È quell'opera che ha permesso a Canova, grazie all'introito che ne aveva ricavato, gli ha permesso il suo primo viaggio a Roma e quindi di entrare in contatto con la classicità, di poter osservare quelle che erano le opere collocate all'interno dei musei, all'interno delle chiese, nelle piazze, e gli ha permesso anche di confrontarsi con una realtà che fino ad allora gli era stata preclusa. È un'opera interessante anche dal punto di vista stilistico, perché guardando le 2 figure che vanno a comporre il gruppo vediamo che Canova ha guardato sia all'arte quella veneziana, quindi al tardo barocco che era ancora vivo, per passare poi a un'arte, a uno stile più rivolto al classicismo, al nuovo classicismo, appunto al neoclassicismo. Direi che è tutto. Grazie a Moira Mascotto, direttore del Museo Gipsoteca Antonio Canova a Possagno. Grazie per questo respiro d'arte. Grazie mille, a presto. Grazie a voi. E noi continuiamo col nostro telegiornale e ci spostiamo a Venezia, perché c'è stato il primo punto stampa del sindaco Brugnaro dopo il malore e il ricovero in ospedale dei giorni scorsi. Vabbè, però intanto come state? Ciao ragazze. Ciao, Barba incolta e solito piglia e cipiglio da combattente per il sindaco Luigi Brugnaro. Quella di oggi è la sua prima conferenza stampa dopo il malore e il ricovero in ospedale. Motivo del punto stampa l'Arsenale, con il bacino medio dell'area che torna nella disponibilità di Cafarsetti. L'area rossa che vedete è il bacino medio. Spazio acqueo che servirà per allargare il prossimo salone nautico è tornato al Comune dopo l'accordo siglato nei giorni scorsi tra il Provveditorato e le Opere Pubbliche e il Consorzio Venezia Nuova. Sempre stata di proprietà del Comune, ma che era stata data al Consorzio per le manutenzioni del Mose. Siccome riteniamo che non si faranno più, abbiamo iniziato a farci dare indietro un'area. Altra novità, l'acquisizione da Eni, dall'amministrazione comunale, del capannone del petrolchimico per la cifra simbolica di 3.000 euro. Luogo di notorie assemblee e contestazioni di Porto Marghera rappresentate per anni dal papà del sindaco Ferruccio Brugnaro, leader sindacale della Federchimici nonché operaio. È un pezzo di storia anche della mia famiglia, c'è passato mio papà, le lotte operaie, insomma, le grandi discussioni, i grandi anche movimenti civici, perché non c'è stato solo la parte sindacale, operaia,
quasi in senso quasi dispregiativo, ma è l'anima della gente che lavora, che ci ha messo cuore, passione, anima. Rimaniamo nel veneziano perché è stato inaugurato alla presenza del ministro Giovannini l'approdo temporaneo per accogliere le grandi navi fuori dalla laguna. Cerimonia di inaugurazione oggi della banchina Liguria, il primo approdo temporaneo per le grandi navi qui a Porto Marghera. 105 giorni di lavoro, oltre 1.800.000 euro, realizzato secondo cronoprogramma grazie all'impegno di tutte le forze in campo. Al taglio del nastro dell'approdo temporaneo operativo dal 9 aprile, che quest'anno accoglierà 32 grandi navi, il ministro Enrico Giovannini. Un lavoro avviato, ha detto, per assicurare un futuro alla crocieristica. Le scelte che sono state fatte fino adesso sono in fase di realizzazione, come vediamo oggi, cioè approdi temporanei a Marghera e non solo a Marghera, per cui stiamo valutando altre ipotesi per assicurare, anche in presenza di condizioni meteo particolari, l'arrivo comunque in sicurezza delle navi da crociera. Una rarità che un ministro che decide l'opera poi la venga anche a inaugurare, l'elogio del governatore Zaia presente all'inaugurazione. Il progetto si è concentrato sulla realizzazione di strutture per la gestione dei passeggeri con una stazione provvisoria e di ambienti per le istituzioni doganali e di frontiera. È una delle migliori banchine commerciali che ci sono in Italia, dedicata al traffico contenitori, che è stata in parte dedicata, e principalmente nelle giornate di sabato e una domenica al mese, al traffico crocieristico. I passeggeri in imbarco vanno comunque alla marittima, poi vengono portati qua e fanno l'imbarco. Mentre lo sbarco avviene attraverso questa tensostruttura di 1000 metri quadri, dopo la quale i passeggeri vengono o portati alla marittima con i pullman oppure all'aeroporto. Lo step successivo prevede l'adeguamento dell'approdo banchina Lombardia entro il 30 aprile e la conclusione dello studio di accessibilità nautica del canale Malamocco-Marghera entro settembre. La crocieristica dunque, anche se con numeri differenti, riparte. Noi passiamo dal 2019, in cui avevamo circa 565 navi, al 2022, in cui riusciremo a gestire tra tutto 200 toccate. Quindi questo significa che c'è stato ovviamente un colpo incredibile dato dal decreto 103, ma siamo riusciti quantomeno per quest'anno ad avere più di un terzo delle navi numericamente che avevamo. Nessuna risposta invece da parte del ministro sui ristori sia per le compagnie rimaste fuori dalla laguna che per i lavoratori della crocieristica che hanno subito un pesante contraccolpo. E ora rimaniamo nel veneziano e parliamo dei costi energetici che hanno messo in ginocchio l'economia capillare del nostro territorio. Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro Murano, fa il punto sui rincari dei prezzi del gas e metano per le vetrerie di Murano. Il ristoro erogato dalla regione Veneto ha contribuito al pagamento delle bollette fino a febbraio. Da marzo le aziende sono in difficoltà, servono altri interventi dal governo. A settembre 2021 le bollette per il consumo del gas a metano delle fornaci del vetro a Murano segnavano un costo di 20 centesimi a metro cubo. Ora si è schizzati a 1,25 euro, 6 volte tanto. Il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro, a capo di un consorzio cui aderiscono una cinquantina di fabbriche e fornaci a salvaguardia della produzione artigiana, tutelata anche dalla regione Veneto, fa il punto. Il problema del gas che ormai continua da più di mezzo anno sta seriamente mettendo a repentaglio il proseguimento delle nostre attività produttive. Lo stanziamento che la Regione del Veneto ha fatto a fine 2021 con il mese di febbraio è praticamente esaurito. Noi siamo in attesa dello stanziamento promesso dal governo, perché se non possiamo contare su questo tipo di ulteriore ristoro, ulteriore aiuto, non so se riusciamo a tenere aperti. Il gas, ricorda il presidente Gambaro, è essenziale. Noi con il gas ci viviamo, per noi il gas è assolutamente essenziale nel nostro ciclo produttivo. I nostri forni sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non possiamo farne a meno. Ricordo che noi pagavamo fino a settembre 2021 il gas a 21
20-21 centesimi al metro cubo e siamo arrivati con la bolletta con la fattura di dicembre 2021 a pagarlo a 1,25. E torniamo a parlare di Speedline, perché lo stabilimento di Tabina ha escluso dalla produzione Volkswagen. Nuove agitazioni in vista. Speedline, assegnati in Polonia e Repubblica Ceca nuovi volumi di produzione per la Volkswagen, con gli stabilimenti di Tabina e di Santa Maria di Sala rimasti però esclusi. Situazione che fotografa il perdurare della grande preoccupazione che investe da mesi i lavoratori tutti, con lo spettro delocalizzazione che continua perciò a incombere, visto che con quest'ultima gara aggiudicata da Ronald, 82 codici attualmente prodotti a Santa Maria di Sala andranno invece, come detto, in Polonia e Repubblica Ceca. Chiesto dunque dai sindacati un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico per avere dei chiarimenti. Questo, dicono, è un chiaro passo indietro sul lavoro fatto negli ultimi mesi, dopo i patti presi dall'azienda in sede istituzionale a fronte delle continue mobilitazioni. E Confindustria premia le eccellenze con l'evento Padova, Treviso, Venezia, Rovigo, capitale italiana della cultura d'impresa 2022, in un momento in cui si addensano scenari recessivi. Aprile è davvero il mese della ripartenza per il turismo al Lido di Venezia. Aprono gli hotel, anche quelli 5 stelle russo, si alternano gli eventi, Biennale d'arte, Salone Nautico e la Pasqua. I segnali che arrivano dal nord Europa non sono dei più incoraggianti e dei migliori, ma per contro però c'è una risposta di tanta gente che ha gran voglia di lasciare dietro le spalle periodi brutti, periodi di chiusura, periodi in cui non si è potuto uscire, periodi in cui abbiamo indossato la mascherina anche in casa. Sembrerebbe che ci siano premesse per una buona apertura, lo sono state già i segnali per il Carnevale di Venezia, ce l'auguriamo tutti, confidiamo che non accada nulla di nuovo. Certo che, però, vivere nell'attesa e non poter far nulla di più di quello che facciamo per questo Lido, che meriterebbe altro, è veramente un po' ci getta un po' dello sconforto. Anche in centro storico c'è molto ottimismo. Aiutare artigiani, aiutare piccoli produttori per giustamente dare a loro questo respiro che gli servono, e anche a noi di portare sempre novità ai nostri clienti. E sono convinto che i prossimi mesi, e l'abbiamo visto adesso da un po' di settimane, i prossimi mesi io li vedo comunque un momento che non sarà facile, però di positivo, di sicuro. Dobbiamo comunque esserci anche noi, crederci e soprattutto continuare a portare idee nuove e a spingere il nostro territorio, il nostro Triveneto. E ora qualche istante di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tante notizie. Bentornati in diretta col nostro Focus TG, questa era l'ultima pausa pubblicitaria, adesso saremo insieme fino alle 13:30, ma apriamo la pagina sportiva perché è stato un grande successo per l'oro granata del coach Mazzon, quindi parliamo di basket femminile. L'Umana Reyer ha guadagnato la sua terza finale di Eurocup al termine di una gara al Cardiopalma, nella quale le oro granata sono riuscite a sovvertire il pronostico avverso superando il Mersin al termine di uno scontro durissimo che nella prima frazione sembrava destinato a ben altro epilogo. Queste le parole invece del coach. Le ragazze sono state delle leonesse, meritano un abbraccio, hanno giocato forse una delle partite più belle della loro vita e devono essere orgogliose di quello che hanno realizzato. E ora continuiamo con lo sport, ma ci spostiamo al calcio, in particolare al Padova Calcio. Vittoria per gli uomini di mister Oddo a Bolzano contro il Südtirol. Il Calcio Padova vince la Coppa Italia di Serie C. Festa a Bolzano, dove i biancoscudati hanno battuto il Südtirol per 1-0 con un gran gol di Jelenic. Dopo l'andata nella città del Santo, che aveva visto le due squadre portare a casa un pareggio a reti inviolate, è la punizione del centrocampista sloveno al 64esimo a decidere la partita e a consegnare il trofeo ai padovani.
Dopo 42 anni e per la seconda volta nella sua storia, la Coppa Italia di Serie C torna nella bacheca di Viale Nereo Rocco. Un ottimo auspicio a 3 giornate dalla fine del campionato e in vista dello scontro diretto, sempre contro il Sud Tirol, fra 10 giorni a Bolzano. E ora apriamo la pagina del turismo. A meno di 2 settimane dalla Pasqua la stagione turistica è pronta a partire anche al Lido di Venezia. Aprono gli hotel 5 stelle, sono molte le aspettative, ma c'è anche qualche incognita per quanto riguarda la guerra. Stagione turistica invernale sull'altopiano di Asiago ormai conclusa, nonostante le ultime eccezionali spruzzate di neve di questi giorni. Ci si appresta ora a quella estiva ed è positivo il giudizio del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. La stagione invernale fortunatamente è andata bene perché nonostante le 2 nevicate, quella dell'8 di dicembre e quella di gennaio, siamo riusciti grazie alle basse temperature a garantire il nevamento artificiale e questo ha permesso agli sciatori di tornare a sciare sull'altopiano e anche perché abbiamo gli impianti di risalita nuovi delle Melette a fianco ad una gestione perfetta dell'ambito scioviario si è riusciti a riacquisire quella clientela che non veniva da anni sull'altopiano e gli investimenti che abbiamo fatto come amministrazione, pari a 10 milioni di euro nei nuovi impianti di risalita, unitamente agli investimenti della società privata e della società delle Melette, hanno reso possibile il ritorno anche in grande stile di quella che è la stazione delle Melette, che ha dato una risposta importante in molti sciatori che erano presenti durante la stagione invernale. Ci stiamo preparando adesso per la stagione estiva con molte iniziative culturali. Voglio ricordare l'inaugurazione della mostra di Ligabue che avremo il 27 maggio, che sarà una mostra di ripresa delle iniziative culturali del nostro territorio. Si vede già la voglia che ha la gente di tornare a una quasi normalità. Sì, c'è tanto bisogno di ambiente, c'è tanto bisogno di contatto con la natura, c'è tanto bisogno di godere anche il bello di un paesaggio straordinariamente integro come il nostro e questo lo percepiamo da parte di molti turisti che arrivano. Abbiamo riaperto molte seconde case, c'è una grande riscoperta di Asiago e dell'altopiano grazie anche alle molte iniziative che abbiamo messo in campo in questi anni. Continuiamo a parlare di turismo e ci spostiamo invece a Vicenza, perché pensate, Vicenza è la città d'arte che nel Veneto ha perso meno presenze in questi 2 anni di pandemia. Prima lo stop della pandemia, poi la guerra, che nel settore turistico ha paralizzato soprattutto gli arrivi dall'estero, penalizzando città d'arte e città termali. Ma Vicenza, tra le città d'arte della regione, è stata quella a risentire meno in questi 2 anni in termini di calo di presenze, registrando tra il 2019 e il 2021 un meno 34% rispetto al meno 58% di Venezia, al meno 40% di Padova o al meno 38% di Treviso. Segno che il turismo, tra i volani economici della città, ha tenuto ridisegnando la geografia delle mete territoriali. Che è vero che questa regione attira molti turisti stranieri, però è anche vero che negli ultimi 2 anni sono aumentate molte le presenze degli italiani. Vicenza da questo punto di vista, tra tutte le città d'arte della regione Veneto, è stata la città che ha performato meglio delle altre, così come anche i colli vicentini hanno avuto un incremento rispetto al passato molto importante. Turismo che in questi primi mesi del 2022 resta condizionato dall'instabilità politica dell'Est Europa e che guarda alla prima Pasqua senza chiusure all'insegna del boom delle attività culturali. Adesso tra l'altro è proprio ripartita alla grande perché abbiamo tantissime prenotazioni di gruppi sia nei nostri musei, in particolare del Teatro Olimpico, ma anche ad esempio la mostra La Fabbrica del Rinascimento registra un'impennata di prenotazioni. Non solo, Vicenza sarà capofila per un progetto di valorizzazione che metterà in rete i siti UNESCO della regione. Una proposta della Regione che noi abbiamo tutti accolto, devo dire, con molto entusiasmo. Il sito UNESCO di Vicenza, che è Vicenza e le Ville Palladiane, è un sito importante, un sito difficile da gestire. Ci mettiamo in rete con tutti gli altri siti UNESCO della nostra bellissima regione per promuovere la grande bellezza del Veneto. Un progetto che partirà tra maggio e giugno di quest'anno, che vedrà giornalisti nazionali e internazionali, ma vedrà anche delle personalità aiutarci a raccontare la bellezza della nostra cultura ma anche del nostro territorio. E a proposito di turismo, a Vicenza nuovo look per lo yacht di Piazza Matteotti. Pensate, accedono più di 100.000 turisti ogni anno.
Palladio è fantastico, la basilica è meravigliosa con tutte quelle progetti delle serliane un po' diverse l'una dall'altra perché per le dimensioni, quindi una cosa architettonica veramente splendida, queste soluzioni palladiane. E noi già conoscevamo perché abbiamo già fatto dei viaggi a Possagno a vedere le opere del Canova, il Palladium di lui, insomma veramente. Siete preparati? Molto bella, non credevo, Vicenza non la conoscevo e siamo rimasti molto contenti, sì. Noi veniamo da Firenze, siamo un gruppo dei soci degli Amici dei Musei Fiorentini. Loro sono tra i 100.000 viaggiatori che ogni anno si rivolgono all'ufficio informazioni turistiche di Piazza Matteotti, una porta per l'accoglienza della città che si è dotata di un nuovo look, uniformandosi agli yacht di tutti i capoluoghi regionali, Padova, Verona, Belluno e Treviso Aeroporto Canova. L'obiettivo è quello di informare il turista sulle proposte del territorio e metterlo in rete anche con le iniziative delle altre città per promuovere la ripresa di una delle attività traghettatrici dell'economia, il turismo. Siamo fiduciosi anche per ciò che sta arrivando e stanno emergendo come dati in questi mesi di ripartenza, ed è il motivo per cui abbiamo lavorato tantissimo anche durante l'emergenza proprio per mettere in atto una serie di strumenti che saranno strategici anche per intercettare i segmenti turistici che magari erano sconosciuti alla città. Penso a quello per esempio del turismo congressuale che garantisce delle presenze qualificate sulla nostra città ogni mese, ma non solo, i protocolli d'intesa che abbiamo sottoscritto con le categorie. C'è una sinergia virtuosa che ci consente di guardare con grande ambizione e fiducia il futuro. E ora rimaniamo a Vicenza perché il nostro Carlo Inghilleri è andato a fare visita a un monumento degradato. Tempi di guerra e tutti a invocare la pace, sì, giusto, giustissimo, legittimo. Ci sono anche dei monumenti nelle nostre città che celebrano la pace. Per esempio a Vicenza ci troviamo nell'oasi verde di Viale Margherita, c'è questo monumento, guardate, pace nel mondo. E poi un ricordo dei caduti in Europa. Peccato che questo monumento sia in pessime condizioni, sporco, rovinato, trascurato, a dimostrazione del fatto che sì, tutti invochiamo la pace, però poi in tempo di pace ci dimentichiamo la sua importanza. Osserviamo bene questo monumento della Federazione Italiana dei Combattenti Alleati. Vedete, Vicenza in ricordo dei combattenti alleati caduti in Europa. Questa è la scritta che si compone attorno al monumento. Peccato che manchino delle lettere. Sì, guardate, in ricordo manca una N, manca una D, Dei, manca la I. Combattenti alleati, per fortuna da questa parte ci siamo, caduti in Europa e manca la U. Insomma, questo monumento è ridotto a un vero e proprio cruciverba. Peccato perché sono temi davvero molto molto attuali, a dimostrazione che in questo periodo parliamo tanto di guerra, però poi quando bisogna parlare di pace ci mancano le lettere. Insomma, usciamo dalla retorica, andiamo oltre. Con questo monumento Vicenza vuole ricordare i combattenti morti in Europa e in tempi di guerra, di una nuova guerra in Europa, un monumento tenuto in queste condizioni, dispiace, fa riflettere. Non ci resta che andare dalle autorità competenti per chiedergli di restituire a questo monumento la dignità che merita. E allora, per quanto riguarda noi di Rete Veneta, la questione non finisce qui, ma lo sapete, continua. Da Vicenza ci spostiamo a Padova perché l'università è stata inserita da una delle più note agenzie di ranking degli atenei mondiali tra le eccellenze internazionali. Tutto questo nell'anno dei festeggiamenti per gli 800 anni dalla fondazione. L'Università di Padova si conferma tra i primi 100 atenei al mondo in 8 ambiti disciplinari, secondo le elaborazioni di QS, una delle agenzie più accreditate a livello internazionale nell'ambito del ranking accademico. Si conferma inoltre tra i 250 migliori atenei per 5 macro aree di studio.
Gli 8 ambiti disciplinari in cui eccelle il BO sono archeologia, storia classica e antica, agricoltura e foreste, anatomia e fisiologia, farmacia e farmacologia, scienze veterinarie, fisica e astronomia, Galileo ne sarebbe orgoglioso, e statistica. A livello nazionale l'Ateneo Padovano si conferma il migliore per studiare anatomia e fisiologia, scienze della terra e del mare e statistica e ricerca operativa. Vediamo che cosa ha organizzato il Comune di Canoneghe per la Giornata Internazionale della Salute. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, l'amministrazione comunale di Canoneghe ha organizzato un evento per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione. L'assessorato al sociale, in collaborazione con la professoressa Laura Evangelista, delegata alla salute del Consiglio Comunale, ha organizzato un convegno il 7 aprile alle 20:45 in Sala Calvino presso la Biblioteca Civica. Con gli esperti si farà il punto sul cuore e le patologie che lo riguardano, che sono la prima causa di mortalità nel mondo: le malattie cerebrovascolari, l'Alzheimer e forme di demenza senili, tumore e diabete. E ora torniamo a Vicenza e parliamo di edilizia scolastica. È stato presentato il progetto di ristrutturazione dell'Istituto Canova. Le scuole sono la priorità di questa amministrazione provinciale, stiamo lavorando sulla cittadella degli studi con alcuni interventi. Questo è il primo, 2.400.000 euro per una nuova aula magna aperta anche agli altri istituti scolastici, con nuovi accessi, messa in sicurezza, nuovi impianti e poi anche un intervento sulle palestre, sulla parte bagni e docce. È decisamente un intervento corposo quello che riguarda la ristrutturazione dell'Istituto Superiore Canova, uno stabile edificato nei primi anni 70, innovativo per l'epoca come tipologia costruttiva, distribuzione dei volumi e delle funzioni. Il precursore in quest'area a ridosso di Viale Cricoli di quella che sarebbe poi diventata la cittadella degli studi di Vicenza. La provincia che lo edificò torna ad investire su questa scuola, adeguando a 0,6 come da normativa il livello antisismico. Il cantiere, secondo il cronoprogramma, sarà allestito a maggio per poi iniziare i lavori nella pausa estiva. I tempi per l'esecuzione di tutti i lavori sono di circa 16 mesi. L'altro importante lavoro che è stato fatto su questo edificio è eliminare le barriere della scuola, quindi sono state fatte una serie di rampe. Questa sala deve essere ristrutturata completamente e nell'ottica anche di poterla mettere a servizio non solo della scuola ma anche degli altri istituti e della città tutta, rendere isolabile la struttura, quindi anche per la questione della sicurezza della scuola, in modo da utilizzare i fondi nazionali del PNRR per dare agli studenti, alla scuola, alla cittadella un'aula magna nuova, innovativa, più sicura, più luminosa e più confortevole per gli studenti, ma anche dare alla città uno spazio da utilizzare e da godere. Rimaniamo nel vicentino, turismo, economia e commercio. Tutto questo a Grisignano si chiama Antica Fiera del Soco. La fiera delle verità, e le verità sono che bisogna tornare a seminare futuro, opportunità, a riattivare l'economia, a richiamare turismo. Tutto questo per Grisignano significa rientrare nella sua dimensione naturale, ricominciare a guardare il mondo dalla sua prospettiva, quella dell'antica Fiera del Soco, una fiera che riallacci le linee temporali del passato e del futuro dopo l'interruzione della pandemia. 2 anni di limbo, 2 anni in sospeso con la società organizzatrice messa in liquidazione. Come vi abbiamo anticipato 5 giorni fa, però, per Grisignano è tempo di ritorno al futuro. Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale per approvare il piano di ristrutturazione aziendale e il ripristino dell'attività sociale. La società non era mai morta di fatto, da un punto di vista giuridico era stata posta in liquidazione. Ovviamente in questo periodo c'era un liquidatore che ovviamente ha fatto tutte le pratiche amministrative che gli erano dovute. E poi ovviamente ci siamo posti il tema di dire ripartiamo, riorganizziamo la fiera. Come la riorganizziamo? Avevamo il soggetto giuridico importante che era la società, quindi tecnicamente verrà proposta una delibera di riammissione della società allo stato normale, quindi la società comincerà ad operare normalmente come ha sempre operato. Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di delibera per la revoca dello stato di liquidazione, anche in base alla relazione di un tecnico esterno che ha valutato lo storico della società, i programmi futuri e la sostenibilità economico-finanziaria. Abbiamo visto che i numeri ci sono, l'equilibrio finanziario è stabile, può esserci, quindi confidiamo in una grande e larga presenza dei nostri fornitori, i nostri clienti che sono
la nostra vera fiera, sono loro che fanno la fiera, il nostro Luna Park, i nostri spettacoli viaggianti e perché no ovviamente tutto il nostro pubblico. Il Consiglio Comunale di Grisignano ha approvato l'immediata eseguibilità della delibera, dando mandato al sindaco di partecipare all'atto notarile di revoca dello stato di liquidazione della società Antica Fiera del Soco SRL e di nominare l'organo amministrativo e il numero dei suoi componenti. In questo modo, in tempi brevi, si potrà tornare a organizzare la più antica fiera del Veneto, che si terrà dal 9 al 15 settembre 2022. Insomma, ormai si può dire: torna la nostra bene amata antica Fiera del Soco. E ora vi raccontiamo la storia di Brian, un ragazzo coneglianese di 22 anni che sui social sta raccontando il suo percorso di transizione di genere. Si deve credere nella felicità, perché la felicità passa per scelte di coraggio e in virtù di questa cosa bisogna essere coraggiosi e pazienti e tutto arriva alla fine. Crederci fino alla fine per raggiungere i propri sogni è quello che ha fatto Brian Ceotto, 22 anni, studente di lettere all'Università di Milano. Brian all'anagrafe è Daphne, nasce in un corpo femminile che sin da piccolo sente stretto, poi alle medie la piena consapevolezza di sé. Non percepivo il mio essere, sentivo la mia anima più grande del mio corpo, sentivo come di essere intrappolato in qualcosa che non doveva esistere. Ma questi sentimenti li tiene chiusi dentro, non ne parla con nessuno, è più forte la paura del giudizio degli altri, poi in terza superiore la svolta grazie ad un tema. Ho annunciato allegramente e ampiamente di sentirmi Brian e di essere tale e quindi lì direi che è stato il grande momento. Il professore di italiano legge il tema e parla con Brian, tocca i tasti giusti, gli dà coraggio. Grazie alle sue parole e grazie al supporto della famiglia accanto a lui da subito, il 12 giugno 2021 inizia il percorso di transizione. È un percorso ormonale, il che significa semplicemente iniezioni di testosterone e il testosterone lavora su se stesso attraverso il corpo. Interventi non ancora? Non ancora, perché serve un iter legale in Italia per accedere agli interventi, perché serve la rettifica anagrafica del nome e del genere sui documenti. Un iter legale però lungo e dall'esito non sempre scontato. Ci sono percorsi psicologici alle spalle che attestano la nostra disforia, percorsi endocrinologici che attestano il nostro percorso medico. Purtroppo però un giudice nel giro di 2 ore attraverso una sentenza può negare la possibilità dei nostri documenti, almeno parzialmente. Non so cosa mi aspetti nel futuro, ma spero di essere sereno, ci racconta Brian, che ha ben chiaro quale sia ora il suo più grande sogno. Non vedo l'ora di cambiare i documenti e di poter accedere finalmente agli interventi, che sono uno degli step più importanti per me stesso. Nemmeno gli episodi di transfobia di cui è stato vittima negli anni lo hanno fermato e ora guarda con serenità le foto da bambina. Ho raggiunto traguardi che mai avrei pensato di raggiungere, quindi sono davvero fiero di me stesso e orgoglioso di quello che sto facendo. Un percorso non certo facile che Brian ha deciso di raccontare sui social. Perché voglio smettere di credere che la gente possa considerare la transessualità un tabù e voglio far credere alle persone che c'è una grossa distinzione tra l'essere e l'esistere. Sono esistito per tantissimi anni fino all'anno scorso e adesso finalmente sono, quindi abbiate il coraggio di essere e di smettere di esistere. Ve l'abbiamo raccontato, si celebrerà ogni 26 gennaio la giornata dedicata alla memoria degli alpini. Direi che è una reazione estremamente positiva, mi lasci dire anche di gratitudine, non da parte solo mia, ma da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, di tutti gli alpini, soprattutto di quelli, come diciamo noi, che sono andati avanti. È un grazie a nome di tutti gli alpini di ogni generazione quello che arriva dal presidente ANA, il trevigiano Sebastiano Favero, al Parlamento italiano dopo che il Senato ha dato il via libera all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini. Non amarli è impossibile, onorarli come meritano anche con una decisione istituzionale. È sacrosanto le parole del presidente Luca Zaia. La giornata si terrà ogni anno il 26 gennaio. Il 26 di gennaio, che per noi è una data significativa, perché è la data in cui, in un momento di grande difficoltà, in una, mi lasci dire, situazione difficile, quasi di disfatta come è stata la campagna e la ritirata di Russia, c'è stato quel momento di orgoglio, quella volontà di tornare a Baita che gli alpini hanno messo in quella battaglia di Nikolaevka. E proprio a Nikolaevka è stato deturpato il ponte dell'amicizia costruito dagli alpini pochi anni fa per onorare i caduti di tutte le guerre. Su un simbolo di pace è comparsa la famigerata Z bianca, simbolo delle truppe russe in Ucraina. L'amarezza delle penne nere è diventata protesta formale. Ho fatto un comunicato, io ho mandato un comunicato all'ambasciatore italiano russo in Italia,
per dire chi sono gli alpini, chi è l'Associazione Nazionale Alpini. Associazione che iniziò anni 90 costruì in quella terra provata dal crollo dell'URSS un asilo, la testimonianza dell'essere sempre presenti in ogni emergenza, la ricostruzione, la guerra, la pandemia e ora i profughi dall'Ucraina, guardando anche alla dunata triveneta dell'altopiano prevista per luglio, un grande momento di condivisione per ricordare i 100 anni dalla prima dunata sull'Ortigara. 13:30, il Focus TG finisce qui, ma ci vediamo domani a mezzogiorno puntuali. A domani.